Salve a tutti, Buongiorno, ciao! da Simone e Jenny. Buon 2019 a tutti quanti, tutti coloro che ci hanno messaggiato, incentivandoci, facendoci fare questi video, chi ci ha ringraziato, chi ha fatto anche delle richieste di produzione di altra roba napoletana, produzione di, in questo caso, oggi è la volta del famoso casatiello napoletano. Questo casatiello napoletano che facciamo vedere oggi è veramente il casatiello si può fare in due modi, sia il metodo con l'impasto e poi viene arrotolato, vengono arrotolati gli affettati misti, oppure impastato con gli affettati anche dentro, che si vedono anche fuori. Vabbè, poi facciamo vedere le due tipologie. Adesso facciamo vedere la tipologia, perché ci occorre un casatiello con gli affettati misti mischiati nell'impasto, non arrotolato. Andiamo a vedere gli ingredienti del nostro casatiello. Sì. Dove hai messo il foglio? Là. Ah, ecco. Ah, ma è quindi così? Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, Andiamo a vedere gli ingredienti del casatiello. farina 500 grammi, Mezzo chilo di farina, sale di cui 250 grammi di farina manitova e 250 grammi di farina 00. poi sale 15 grammi, 15 grammi. zucchero idem 15 grammi, Strutto, possiamo sostituire lo strutto con margarina oppure olio extravergine, magari facendo metà e metà margarina e olio extravergine, oppure usando direttamente il burro animale, quello là di latte. poi lievito di birra 20 grammi, 20 grammi. acqua 250 ml, Pepe, 5 grammi, pepe macinato 5 grammi. affettati misti 500 grammi e poi delle uova per la lavorazione. Per gli affettati misti facciamo mezzo chilo di salame, prosciutto, pancetta, cicoli e formaggio. Scegliamo un formaggio al nostro piacere. Di solito noi mettiamo l'avicchio piccante, che è molto saporito, e anche il romano. Adesso andiamo Però a vedere. poi può andare a gusti. Sì, diciamo che ha gusti personali, però di solito noi mettiamo questi affettati qua. Poi le uova per la decorazione, perché in questo casatiello con gli affettati misti all'interno, mischiati nell'impasto, non si mettono le uova all'interno, se no verrebbe un macello. Mettiamo solo esternamente, mentre quello là arrotolato, le uova si mettono anche internamente perché l'impasto viene arrotolato e non compromette la lievitazione e il colore. Va bene? Andiamo a impastare. A questo punto versiamo tutti gli ingredienti, compreso lievito, farina, sale, zucchero e strutto, e impastiamo. Quando l'impasto sia amalgamato, dopo circa 10 minuti, lo andiamo ad alzare dalla planetaria e lo facciamo riposare per circa 4 ore. Mettiamo l'impasto in un recipiente e aspettiamo che triplichi il suo volume. Come vediamo, il nostro impasto è lievitato, triplicato. Adesso lo andiamo ad impastare con gli affettati. In teoria, diciamo che il casatiello che va fatto con gli affettati, fatto in modo arrotolato, verrebbe in questa maniera, più o meno, in questa maniera, e poi viene arrotolato così e viene messo nello stampo. Invece noi in questo caso impastiamo tutto insieme, che ci serve un casatiello con il misto nell'impasto. Quindi andiamo a impastare tutto. Ripeto, in questo caso le uova non le mettiamo perché si romperebbero e si combinerebbe un macello. Sto prendendo i pezzettini nel cesso. Andiamo a strappare internamente, inseriamo gli affettati. Fabio ce n'è anche un po' qua. Sì. Strappiamo continuamente l'impasto. Mamma mia, già invitante così. A questo punto già
si è quasi amalgamato il tutto. Ecco qua, e questo è fatto. Adesso aspettiamo che si riposa un poco per poi metterlo nello stampo. A questo punto formiamo un pezzo lungo con la teglia per casatiello precedentemente già oleata, mettiamo l'impasto dentro. Facciamo in modo che diventi uniforme. Adesso con dei pezzettini di impasto precedentemente conservati andiamo a fare la decorazione con le uova. Adesso Deni va a mettere dirà come decorazione. Adesso mettiamo a lievitare a 28-30 gradi per circa un'oretta e mezza, 2 ore. Carissimi amici, anche questo tutorial è stato fatto. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram con il profilo Simone Esposito Pasticcere, Pastri, e mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi anche al mio canale di Instagram. Va bene? Ciao a tutti, alla prossima ricetta da Simone e Deni. Ciao! Ciao.